Mentre fra Verona e Venezia sfrecciano missili terra-aria fra Flavio Tosi e Luca Zaia sul terzo mandato, i fratelli veneti se la ridono. Si va dal gelo artico di "la legge sul tetto ai mandati c'è, non ci stiamo ponendo il problema", a più viscerali "Zaia il terzo mandato lo sta già facendo". Eppure solo ieri il segretario della Lega Alberto Stefani annunciava un emendamento nelle more della riforma del TUEL, il testo unico degli enti locali, per modificare il limite ai mandati non solo dei sindaci ma anche dei presidenti di regione. La risposta dal senatore Matteo Gelmetti non lascia spazio a interpretazioni. Non essendoci una convergenza su questo tema, è molto probabile che gli verrà chiesto di ritirarlo. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 14 dicembre 2023. La prima notizia del giorno riguarda la politica regionale, anche la politica nazionale in un certo senso. È la questione del terzo mandato. Fratelli d'Italia sulle barricate, leggiamo sul Corriere del Veneto di oggi. No al blitz della Lega alla Camera, i parlamentari meloniani sarebbero compatti, il Veneto spetta a noi, ora si apre un nuovo ciclo. Bartolomeo Amidei dichiara: la legge sui mandati non si tocca, Zaia è già al terzo mandato, dovrebbe essere l'ultimo a parlare. Matteo Gelmetti: l'emendamento di Stefani al TUEL è probabile che gli verrà chiesto di ritirarlo. E vediamo il punto della situazione sempre sulle pagine del Corriere del Veneto, l'articolo di Martina Zambon. Il segretario della Lega Alberto Stefani ha annunciato un emendamento alla riforma del TUEL, testo unico degli enti locali, per modificare il tetto ai mandati ai sindaci e ai presidenti di regione. La battaglia in solitaria della Lega per concedere un terzo mandato ai presidenti di regione, a partire da Luca Zaia, rischia però di naufragare per i no trasversali di Fratelli d'Italia, Forza Italia e anche del Partito Democratico. Uno scontro quindi che in Veneto si fa particolarmente acceso tra Zaia e Flavio Tosi. La battaglia, leggiamo sempre sul Corriere del Veneto. Il tuo è un voltafaccia, dopo quello su Zaia spunta il video su Tosi. 7 anni fa entrambi sul tema del limite dei mandati dicevano l'opposto in TV di quello che dicono oggi. L'ex sindaco di Verona diffonde un video di Zaia del 2016, lo stesso anno in cui lui però chiedeva di poter essere eletto per la terza volta a sindaco di Verona. La notizia dello scontro tra Lega e Forza Italia sul tema del terzo mandato, del quarto mandato di Zaia da presidente della regione e del terzo mandato invece per tutti gli altri sindaci e presidenti delle altre regioni, insomma se ne parla sugli altri quotidiani locali di oggi. Partiamo dai quotidiani del gruppo NEM. Terzo mandato, si scalda il clima e si salda il fronte del sì, quindi di chi è a favore di un terzo mandato, ma è un fronte, come abbiamo visto, interno alla Lega. Fedriga dice siano i cittadini a scegliere. Oltre al presidente della conferenza delle regioni, il leghista appunto Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, anche il ministro Calderoli e l'esponente del PD Stefano Bonaccini avrebbe aperto alla possibilità di una riforma. Dice Bonaccini: se serve ci sono, ma io non l'ho mai chiesto. Anche Giani in Toscana è per il sì, va garantita continuità ai territori. Insomma, i diretti interessati in qualche modo ci provano a offrire una sponda alla Lega. La Lega del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, che dice: non vedo perché ci debbano essere blocchi, non ci sono per i parlamentari, i ministri, i presidenti del Consiglio. La differenza, naturalmente, va ricordato ancora una volta, è che i sindaci e i presidenti di regione sono in Italia le uniche cariche monocratiche elette direttamente dai cittadini e quindi, come accade in tutto il mondo, hanno un limite di mandati per evitare la concentrazione di potere troppo a lungo nel tempo. Vediamo ancora sui quotidiani del gruppo NEM un retroscena, una storia o meglio di Zaia e Tosi, la guerra dei 30 anni tra i cavalli di razza padana. Questo è il titolo dell'articolo di Filippo Tosatto. Predestinati, tenaci, vincenti, così li definiva Giampaolo Gobbo, all'epoca gran capo della Liga Veneta, e nel 2016, prima di lanciare la consorte Bisinella, anche il veronese, cioè Flavio Tosi, chiedeva il terzo mandato. Insomma, il tema della ipocrisia di entrambi.
perché adesso è Tosi in prima linea a rinfacciare a Zaia, che qualche anno fa si vantava di aver fissato il limite dei 2 mandati all'interno della Regione Veneto anche per i consiglieri regionali e per gli assessori regionali, un limite che in realtà non ha mai prodotto effetti perché è stato cancellato ancora prima di arrivare alla scadenza dei 2 mandati. Vediamo per completezza anche il Gazzettino di oggi, dove l'articolo è di Angela Pederiva. Tosi voleva il 3° mandato, ma ora ha ragione Tajani, è Zaia che ha cambiato idea. Continua lo scontro tra Forza Italia e Lega sulla rieleggibilità di Regione. Nel 2016 l'allora sindaco di Verona chiedeva la conferma e adesso il Carroccio glielo rinfaccia. Questo insomma per quanto riguarda la questione del 3° mandato, che ricordiamo per Zaia, unico in Italia, sarebbe addirittura il 4° mandato. Attualmente è già al 3° mandato consecutivo, eletto presidente della regione per la prima volta nel 2010, è stato poi riconfermato nel 2015 e infine nel 2020 vorrebbe ricandidarsi ancora per una 4ª volta nel 2025, un ventennio sarebbe a quel punto di Zajastan. Ma voltiamo pagina e proseguiamo questa rassegna stampa con alcune notizie flash, tutte di politica, tutte che riguardano la politica regionale. La prima sui quotidiani del gruppo NEM, il PDL sul fine vita, il progetto di legge di iniziativa popolare promosso dall'associazione Coscioni e depositato in Consiglio regionale ancora nel giugno scorso, andrà finalmente in aula in Consiglio regionale, appunto. Questo perché sono scaduti i termini. Il termine previsto dallo Statuto del Veneto è quello dei 6 mesi per i progetti di legge di iniziativa popolare. A 6 mesi dal deposito devono essere discussi in aula e quindi il Consiglio dovrà esprimersi su questo. Tutto ciò nonostante appunto il dibattito all'interno della Commissione non si sia ancora concluso. Una sconfitta, lo possiamo dire, della politica veneta, che non è stata in grado di trovare la quadra su un progetto di legge di iniziativa popolare che ha raccolto oltre 9.000 firme in Veneto. Commissioni oltre i termini, quindi scrivono i quotidiani del gruppo NEM, trascorsi i 6 mesi dal deposito della proposta di legge, appunto. Voltiamo pagina, ci spostiamo sul Corriere del Veneto. Pista da Bob, il dossier non arriva. Salvini l'aveva annunciato, ma il ministero prende tempo sulla versione light per Cortina 2026. Ne avevamo parlato qualche giorno fa anche in questo podcast. La vicenda è questa: nella spartizione delle sedi di gara, le cosiddette venue, il Veneto ha ottenuto sci alpino femminile, il curling e il bob, skeleton e slittino a fronte del nuovo sliding center di Cortina, che però va realizzato. Le gare sono andate deserte ed è rispuntata l'ipotesi di Cesana in provincia di Torino. Insomma, una vicenda che non vede ancora la fine. E noi invece chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che si trova sul Gazzettino invece e riguarda la zona logistica semplificata di Porto Marghera e del Polesine. Marcato, l'assessore regionale allo sviluppo economico striglia i veneti in Parlamento, ma è del PD l'unico che lo ha seguito. Questo il titolo sul Gazzettino di oggi. L'assessore aveva accusato gli eletti a Roma di non aver fatto nulla per i fondi della ZLS, appunto della zona logistica semplificata Porto di Venezia e Rodigino, e questo diventa un caso politico, perché se Marcato dice non ho ricevuto una risposta che fosse una dai parlamentari, è vero effettivamente che della sua Lega, dal suo partito, non sono arrivate risposte, ma dal Partito Democratico invece sì. Il senatore Andrea Martella ha presentato l'emendamento in materia, ma a quanto pare il centrodestra non è intenzionato ad approvarlo, ritenendolo non necessario. Insomma, l'unico alleato dell'assessore leghista Marcato a Roma in Parlamento in questo momento è il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, e il centrodestra però non sosterrà l'emendamento per la zona logistica semplificata di Porto Marghera e del Polesine. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutti e tutte voi una buona giornata.